Anche nel San Donatese nascono le unità speciali di continuità assistenziale che sono già in servizio nella zona dello Iosolano e della Portoguarese. Si tratta di quelle unità speciali costituite da medici e infermieri che vanno a casa dei pazienti Covid che sono in isolamento domiciliare per prestare le prestazioni sanitarie. Sentiamo allora da Maura Chinellato, direttrice del distretto del San Donatese, come si sta svolgendo questa attività. In applicazione alla normativa nazionale e regionale, alle linee guida che sono state date dalla Regione, che prevede che siano istituite delle unità speciali di continuità assistenziale per 50.000 abitanti, l'azienda ha programmato la costituzione di 4 unità speciali. Il 3 di aprile è partita la prima unità speciale nella sede di Portogruaro e successivamente a Jesolo e recentemente nel San Donatese. Comunque queste unità speciali hanno lavorato in tutto il territorio. Gli accessi totali sono stati 129 e di cui numero 16 in RSA. Ci sono più equip costituite da un medico e da un infermiere che lavorano contemporaneamente in tutto il territorio. I pazienti in media sono 14 al giorno, i pazienti totali sono stati 479, prevalentemente pazienti Covid, ma abbiamo lavorato anche per i loro contatti, quindi per le famiglie. Noi come USCA siamo il tramite tra il paziente con sintomi sospetti Covid o un paziente Covid positivo sintomatico e il medico di medicina generale, in quanto noi siamo riforniti di tutti questi DPI che poi voi potete vedere e quindi veniamo inviati e siamo sul campo i suoi occhi, le sue orecchie e le sue mani, quindi facciamo la nostra visita e la riferiamo tutta a lui. Insieme decidiamo la terapia da portare avanti in base alle problematiche del paziente che noi rileviamo, poi contattiamo il medico di medicina generale e insieme decideremo il trattamento. Un servizio importantissimo perché consente di arrivare proprio nel domicilio delle persone che hanno il Covid, che hanno avuto un rapporto purtroppo con questo virus e quindi permette loro di non dover andare in ospedale e di rimanere nella propria abitazione ricevendo tutte le cure necessarie. Sicuramente è stato un lavoro enorme ma che sta dando dei risultati importanti.